benvenuti. Oggi è martedì 12 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.14. La luna sorge alle 20.34 e cala alle 8.38. Oggi si celebra il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria. Il nome Maria è di origine ebraica e significa signora, padrona, ma anche amata e cara. Il suo numero fortunato è il 7, il colore il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo l'oro. Siete a cena fuori e vi scivola la forchetta sul vestito. Come eliminare quella fastidiosa macchia oramai diventata secca una volta tornati a casa? Potete creare una pasta di bicarbonato e acqua, strofinarla sulla macchia con uno spazzolino e lasciare agire per un po'. Basta poi risciacquare tutto sotto l'acqua corrente per avere di nuovo i vostri vestiti splendenti e senza macchie. Showgirl, modella e attrice, compie oggi 45 anni, Elisabetta Canalis, la più famosa velina mora del TG satirico Striscia la Notizia. La Canalis è stata spesso oggetto di gossip per la sua relazione con il calciatore Christian Vieri e ancora più per la storia d'amore con l'attore statunitense George Clooney, per poi sposarsi dal 2014 al 2023 con il chirurgo italo-americano Brian Perry. Compie invece 31 anni Mahmood, cantautore e paroliere italiano che ha raggiunto la notorietà nel 2018 partecipando al Festival di Sanremo e vincendo nella categoria Giovani con il brano Gioventù Bruciata. 2 volte vincitore nella categoria Campioni del Festival di Sanremo, nel 2019 con il brano Soldi e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano Brividi. Infine, buon compleanno a Paola Turci, una delle cantautrici italiane più apprezzate della sua generazione, che con la propria musica spazia tra sonorità pop e rock. Lanciata dal Festival di Sanremo nel 1986, vince nelle 3 edizioni successive il premio della critica con i brani Primo Tango, Sarò bellissima e Bambini. Segnata nel fisico e nell'anima nel 1993 da un brutto incidente stradale, riprende l'attività con brani scritti per lei da famosi colleghi come Vasco Rossi, Luca Carboni e Carmen Consoli. Il matrimonio che ha fatto sognare l'America. Così vengono ricordate le nozze avvenute il 12 settembre del 1953 tra John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier. John all'epoca era senatore del Massachusetts e la sua presidenza negli Stati Uniti, conquistata nel 1960 sconfiggendo Richard Nixon, era ancora lontana. Jacqueline, detta Jackie, era invece una giornalista del Washington Times Herald. Fu proprio grazie al lavoro di Jackie che i due si conobbero e si innamorarono. I due ebbero 4 figli e fino al giorno dell'assassinio di John, avvenuto il 22 novembre del 1963 a Dallas, la loro storia d'amore fece sognare tutti gli Stati Uniti, nonostante dietro la facciata si nascondessero tragedie private e tradimenti. Che si tratti di braccia, gambe o viso, noi donne sappiamo bene, nulla batte la ceretta. Ma come fare per ridurre il dolore? Basta spargere un po' di talco sulla pelle prima della depilazione. Assorbirà sudore e sebo, permettendo alla ceretta di aderire meglio. Purtroppo non esiste ancora nulla che cancelli il dolore, ma si sa, chi bella vuole apparire. E a proposito di bellezza, vediamo come rendere più bella la nostra giornata con i consigli del nostro amato astrologo Marco Amato. Buongiorno ai 12, Luna ancora in Leone, che però se la intende con Venere e con Marte. Vediamo tra gli amanti dello zodiaco cosa combinerà l'amore nel cerchio zodiacale. Ariete, ottimo per voi, ma non è solo l'amore che regna sovrano nel vostro cielo per adesso, poiché Venere è anche il pianeta degli investimenti affettivi. Stimolato dalla Luna, oggi potrebbe darvi l'idea giusta per qualche investimento veramente importante, meditate. Toro, oggi la Luna e Venere sono proprio in contrasto con un Giove che comunque rimane fermo, per cui poca roba, ma probabilmente vi fa sentire un po' di distacco affettivo da cose e persone. Gemelli, giornata molto interessante oggi che vede le vostre relazioni in primo piano, anche farvi belli e intessere delle nuove relazioni perché singolo sarà una cosa possibile in questa settimana così ricca di socialità, eventi e soprattutto voi che vi riscoprite belli.
Cancro, giornata quanto mai significativa, visto che oggi un colloquio importante vi potrà dare le direttive gestionali su quanto o come o cosa potete fare, i margini insomma su come innestare nella realtà i vostri sogni. Leone, giornata quanto mai dinamica e interessante, visto che amore e passione si fondono solleticati dalla complicità di una luna che creerà occasioni forse a volte anche un po' imbarazzanti, ma sicuramente degne di essere vissute con gioia, entusiasmo e capitanate soprattutto dalla vostra forte volitività. Vergine, aria di cambiamenti, per adesso potete pensare e meditare di muovervi un po' di più e di sollecitare quel Mercurio che ancora rimane retrogrado. Il vostro prezioso pianeta ha bisogno di stimoli che vengono da lontano, nuovi, diversi, espansivi. Nutrite un po' l'ambizione perché il quotidiano vi ha veramente molto stancato. Bilancia, giornata oggi interessantissima, sempre amore, ma Venere, dicevo, anche per altri segni zodiacali, è anche il pianeta della buona fortuna e degli esiti positivi e ne avrete a iosa. In particolare oggi qualcuno che vi vuol bene vi porterà una bella notizia che avrà anche delle ripercussioni felici in famiglia. Scorpione, la luna continua a essere dispettosa oggi con voi, ma poco male, poiché congiunta comunque a Venere, vi richiama all'esigenza di creare degli stimoli creativi e produttivi al lavoro che solo voi sapete produrre quando siete in sì. Beh, non è un bel periodo, ma sicuramente potrete dare a tutti sempre il massimo come siete abituati a fare. Sagittario, giornata ancora che procede benissimo con delle prospettive che riguardano tutta una serie di revisioni. Seppure Luna e Venere sono dalla vostra parte, il vostro astro Giove rimane retrogrado e in quadratura con le due signore. La risultante di queste forze zodiacali è che qualche ripensamento può persino intaccare il vostro orgoglio, che per la prima volta mettete in discussione. Bravi! Capricorno, giornata oggi molto proficua, visto che vi state dando a tutta una serie di opportunità altre e diverse. Sembra quasi che spostare lo sguardo più là e sospendere dalla vostra concentrazione l'interesse lavorativo possa invece portare tutta una serie di altre suggestioni molto positive che addirittura vi aiutano a velocizzare una situazione da troppo tempo un po' statica. Quindi forza, ascoltate per adesso, incamerate e poi si decide il da farsi. Acquario, giornata molto interessante oggi, visto che non vi mancheranno gli stimoli e gli appoggi emotivi. Produttivi al lavoro come non mai, sembrate comunque volervi chiudere in quest'ambito. Una leggera ambizione in più vi aiuterà a gestire le cose. Luna e Venere comunque vi accusano di non essere troppo disponibili all'amore e vi fanno inciampare in serata in un incontro inaspettato. Pesci, giornata oggi che vede fortemente il sollecito di Mercurio su un Saturno, per cui è possibile qualche alterco, qualche discussione in cui dovrete comunque essere forti di voi stessi. Non dovete dimostrare niente a nessuno sicuramente, ma difendere il vostro territorio e la vostra professionalità sarà sicuramente opportuno. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Mentre camminava nel comune di Montignac, nella Dordogne, Marcel Ravidà vide una cavità. Indeciso su cosa fare, tornò a casa per organizzare 4 giorni dopo una spedizione con 3 suoi amici. Avevano appena scoperto uno dei tesori più preziosi della preistoria, un tesoro di 17.000 anni, le grotte di Lascaux, con 600 pitture e 1.500 incisioni. Viene definita la Cappella Sistina del Paleolitico. Il tema più comunemente rappresentato è quello dei grandi animali dell'epoca, tra i quali spiccava l'uro, animale oggi estinto. È capitato a tutti di non riuscire a trattenersi, ma avete mai sentito come gli inglesi indicano questo atteggiamento? L'espressione che utilizzano è fly off the handle, che letteralmente significa volare fuori dalla maniglia. A quanto pare in passato le asce, non essendo di particolare qualità, potevano rompersi in 2 parti durante l'utilizzo, volando via dal manico.
Non perdetevi nessuna puntata dell'Almanacco. Seguite Sicilia Play su YouTube e cercate le puntate che avete perso o che semplicemente volete rivedere. Per tutti, Vivian Maier è una delle maggiori esponenti della street photography. Di lei si sa che per mantenersi faceva la tata nel tempo libero e con la sua macchina fotografica rendeva immortale la vita di tutti i giorni. Non ha mai pubblicato un suo scatto e ha raggiunto la popolarità solo dopo la morte. Il successo inizia infatti nel 2007, quando John Maloof decide di acquistare a un'asta pubblica un baule pieno di rullini fotografici. Una volta capito il tesoro che aveva tra le mani, Maloof cercò infatti disperatamente notizie su Vivian Maier per rendere onore al suo lavoro. Purtroppo la Maier morì nel 2009, senza sapere che da lì a poco sarebbe stata ricordata come una delle più importanti e stimate fotografe al mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno: non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Per oggi è tutto, lo so, mi manco già, ma non temete, domani saremo di nuovo insieme per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi aspetto!